bentrovati a questa puntata di Elettroshock, il giallo che incombe. Questo è il titolo che abbiamo scelto per la trasmissione di questa sera perché a breve il Friuli Venezia Giulia potrebbe entrare in zona gialla, ritornare. Era un termine che ci eravamo lasciati alle spalle ma con il quale dobbiamo fare i conti, si risente anche la parola lockdown. Purtroppo in questa seconda parte di autunno dobbiamo fare i conti con i contagi che sono tornati ad essere numerosi, con le terapie intensive e gli ospedali che sono tornati ad essere pieni di malati Covid, nonostante il vaccino, che pure è sempre bene ricordarlo, ha attenuato quelli che sono gli effetti di questo virus, però sono parametri che ci stanno riportando in zona gialla, una decisione che verrà presa probabilmente venerdì. Vedremo se poi per venerdì questi dati confermeranno l'ingresso del Friuli Venezia Giulia in zona gialla oppure no. Questa sera vogliamo affrontare il tema Covid anche da un altro punto di vista, però che è quello psicologico, perché ci eravamo lasciati un po' alle spalle, come detto, certi termini. Sembrava che con il vaccino le cose potessero andare meglio, di sicuro stanno andando meglio, siamo ritornati al cinema, al teatro, negli stadi, e quindi questo sicuramente ha contribuito anche a dare un notevole impulso alla nostra economia. Però adesso c'è questo spettro all'orizzonte, uno spettro che è anche dentro le nostre teste, perché sicuramente negli ultimi 2 anni non siamo riusciti a ritrovare mai la serenità, quella con la quale vivevamo sicuramente nel periodo precedente. Allora io vi presento gli ospiti che saranno con noi questa sera e ci daranno una mano anche a capire di più e di zona gialla e dei problemi psicologici legati al Covid. Buonasera e grazie di essere con noi ad Angelo D'Adamo, presidente di Federconsumatori FVG. Buongiorno a tutti, grazie a voi. Buonasera anche a lei e buonasera a Tiziano Agostini, che è professore ordinario di Psicologia Generale del Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università degli Studi di Trieste. Buonasera, buonasera a tutti e a tutti. Abbiamo poi in collegamento anche Gian Domenico Bagattin, che è vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia. Buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. Allora, io partirei proprio da lei, Bagattin, per chiederle, insomma, che cosa sta succedendo dentro le nostre teste. Sicuramente nell'ultimo periodo non è stato facile, avevamo ritrovato un minimo di serenità, adesso dobbiamo fare i conti di nuovo con i termini che dicevamo prima, la zona gialla, il lockdown. Ecco, qual è il meccanismo che scatta nelle nostre teste e qual è il nostro stato di salute mentale? Le caratteristiche fondamentali dell'emergenza che stiamo affrontando in questo momento sono quelle di uno stress che non è più acuto come nelle prime fasi a pandemia, ma è uno stress che si prolunga nel tempo. E quindi da un punto di vista di quello che succede sia a livello di psicopatologia nelle persone, ma semplicemente di disagio, la faccenda è cambiata completamente. L'OMS si è spinta addirittura ad affermare che in questo momento la tutela della salute mentale è forse la priorità assoluta in questo momento di evoluzione della pandemia. Ci sono diversi aspetti di cui tener conto che riguardano, uno, la pandemia in generale, che riguarda proprio l'impatto con la malattia, con la diffusione, con le possibilità di contagio. C'è una parte che riguarda quella che è stata definita, secondo me, giustamente un'infodemia, cioè come viene gestita la massa di informazioni che le persone ricevono e anche forse come è stata la comunicazione politica, come è stata gestita la comunicazione politica e sociale, che a volte forse è stata un po' confusiva. E poi, come si diceva nell'introduzione, la parte che riguarda il lockdown, cioè come affrontare l'ipotesi di un lockdown che non è più siamo in emergenza e diamoci tutti una mano, perché questo è quello che avviene, no? Nei momenti di crisi come nelle catastrofi naturali, come ad esempio i terremoti, ma è uno stress che dura nel tempo, tra l'altro fatto di una miscela di stress, perché riguardano il presente, ma riguardano anche le fantasie e l'immaginazione sul futuro, a volte la negazione di un futuro, le fantasie sull'impatto della crisi economica, quindi insomma veramente tanti aspetti. E in questo momento specifico le persone stanno reagendo in maniera molto diversa rispetto all'inizio, quindi l'emergenza psicologica è assolutamente pressante. Ecco, chi ne ha fatto di più secondo lei le spese? Insomma, i giovani, gli anziani, i lavoratori anche che si sono trovati
anch'essi alle prese con Green Pass e anche lì insomma un po' di stress c'è stato. Sicuramente, ora noi abbiamo una serie di cifre e poi abbiamo, perlomeno dalla mia finestra, sia della professione, sia di tutti i colleghi poi che attraverso l'ordine, con i quali attraverso l'ordine entriamo in contatto, e la finestra poi della clinica. Allora, ci sono diverse fasce che sono state colpite, senza dubbio, ed sono abbastanza impressionanti le statistiche, io credo, l'area dei giovani, degli adolescenti in particolare, ma più in generale l'area 15-24 è stata particolarmente colpita. È una fase della vita in cui la formazione dell'identità passa per la socialità. È una fase della vita in cui ci sono dei riti di passaggio fondamentali che molti ragazzi hanno saltato, sono saltate anche insomma, alcune cose di identità base, come il vedersi a scuola perlomeno a periodi. Il risultato è che ansia e depressione nei ragazzi sono decollati. Una delle ultime statistiche che io cito ultimamente è quella del Bambin Gesù di Roma, che riporta che per le consulenze specialistiche per atti di autolesionismo o ideazione e tentativo di suicidio, dall'inizio della pandemia il numero è quasi raddoppiato, quindi insomma sono cifre sicuramente preoccupanti che richiedono un intervento. Allora, intanto grazie, chiedo ad Angelo D'Adamo, anche voi avete attivato come Federconsumatori alcuni sportelli proprio per le persone che in questo momento sono in difficoltà, ecco, di che cosa si tratta e che cosa è emerso? Allora, noi dal mese di aprile di quest'anno abbiamo aperto una serie di sportelli, almeno intanto in tutte e 4 le province, più anche uno sportello online, su un progetto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, concordato con la Regione, quindi concordato in tutte le sue parti. Abbiamo contrattualizzato una relazione di lavoro, un rapporto di lavoro specialistico naturalmente in questo caso, con una psicoterapeuta. Con la psicoterapeuta abbiamo costruito, preparato una ventina di video fruibili e utilizzabili dal nostro portale, che è Consumatori FVG. Chiunque può entrare, c'è solamente un minimo di fastidio, ecco, in questo accesso, perché bisogna fare una registrazione che serve solamente per noi ai fini statistici, anche per una rendicontazione della bontà anche del lavoro che abbiamo fatto. Quindi sono postati una ventina di filmati di un quarto d'ora più o meno l'uno, che trattano un po' tutte le questioni di ricaduta, ecco, del disagio così generalizzato dovuto alla pandemia, quali per esempio consigli utili da questi filmati, da questo intervento, su come gestire la rabbia, su come gestire anche le problematiche relative a insonnia, come gestire anche la relazione con i figli, la depressione, l'ansia, quindi tutte le fasi che ormai termini che ormai ogni cittadino, anche se non è uno psicologo, comincia a fare i conti. Da questi sportelli, poi, quindi questo è un aspetto così messo a disposizione di tutti così, in termini online. Ci siamo resi conto che c'è qualche difficoltà a fornire i dati di registrazione. Allora proprio in questi giorni stiamo tecnicamente risolvendo un problema, per cui costituiremo, già in fase già costituito, però poi forniremo le informazioni magari un po' più puntuali, un canale YouTube su cui chiunque può andare a vedere, a visitare, ascoltare quello che ha interesse di ascoltare, senza dover fare quella fastidiosa registrazione che noi abbiamo appunto riscontrato essere stata un po' un problema. Un problema che tante persone anche ci dicevano, beh, ma io non sono malato, e magari erano le persone che avevano qualche problemino in più. Allora, poi le faccio dire, questo lo facciamo più avanti nel corso della trasmissione, qual è anche il feedback che avete avuto dai vostri sportelli. Torno da Bagatin perché so che poi ha un impegno e ci deve salutare. Ecco, si avvicina il Natale, ecco, tra un po' più di un mese, insomma, sarà Natale. Pensavamo che fosse un Natale, sarà sicuramente un Natale diverso da quello dell'anno scorso quando eravamo reclusi in casa, però forse ci immaginavamo un Natale un pochino più sereno. Gli ultimi giorni ci stanno mettendo a rischio anche questo, ecco, nella nostra testa che cosa scatta di fronte a una
diciamo, mancata, un'illusione tradita, tra virgolette? Ora, fermo restando che io non posso senz'altro affermare di sapere che cosa capita nella testa di ogni singola persona, perché naturalmente appunto siamo persone e abbiamo reazioni individuali. Diciamo che questo credo sia il frutto di anche il frutto di una comunicazione non troppo efficace, che per esempio in altri paesi non è avvenuta, nel senso che siamo stati abituati a frasi come restiamo tutti a casa e poi potremo riabbracciarci, facciamo tutti il vaccino e poi ci lasceremo questa cosa alle spalle, mentre tutto sommato è stato abbastanza chiaro fin dopo dalle le prime fasi della pandemia che sarebbe stato un processo graduale, difficoltoso, con possibili ricadute, perché di fatto la pandemia non è prevedibile nel suo andamento, come non sono prevedibili i risultati delle campagne vaccinali. Questo genera ovviamente incertezza. Io mi aspetto francamente più livello di malessere rispetto all'anno scorso, e me lo aspetto perché lo stress che dura nel tempo dà reazioni diverse. Per alcuni aspetti è una reazione simile a quella che accade quando si elabora un lutto. C'è stato un momento a inizio pandemia quasi di incredulità nella media delle persone, ma come mai sta succedendo? Ma con tutto quello che mi è già successo nella vita, devo fare i conti anche con questo. C'è stato un momento di angoscia, dolore, preoccupazione, che però ha portato a grosse forme di solidarietà collettiva, che sono state anche molto belle. Ora siamo più in una fase che ha a che fare con rabbia, frustrazione, logorio e purtroppo, insomma, complice anche una certa forma di comunicazione che i social favoriscono, complice alcune modalità di comunicazione, sta insomma aumentando molto come intensità, per cui direi che misure eventuali nel prossimo Natale sicuramente alzeranno molto il livello, in particolare della rabbia e della frustrazione, che poi a lungo andare possono determinare anche un incremento forte delle due grandi aree di sofferenza psicologica delle persone, che sono quelle ansiose e quelle depressive. Allora, grazie molte a Gian Domenico Bagatin, vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, per essere stato con noi. La lasciamo ai suoi impegni di lavoro. Grazie, grazie ancora. Grazie a voi per l'invito. Grazie, noi ci fermiamo per un attimo di pubblicità, poi ritorniamo a parlare con i nostri ospiti. A tra poco. Di nuovo con elettroshock, il giallo che incombe, la zona gialla che sta per arrivare, probabilmente, speriamo di no, ma i dati ci dicono questo, a breve in Friuli Venezia Giulia, ma anche i risvolti psicologici del Covid. Professor Agostini, abbiamo sentito, lo diceva anche il suo collega Bagatin prima, questo stress che si accumula in un periodo molto lungo poi alla fine rischia di fare dei danni, sfociare in rabbia o in ansia, depressione. Ecco, anche dal suo punto di vista, insomma, qual è la situazione che comincia a generarsi nelle nostre menti dopo 2 anni di fatto di stress continuato? Sono d'accordo con il collega Bagatin, vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, sul fatto che lo stress è l'elemento principale che è stato indotto, diciamo così, in questi quasi 2 anni di pandemia. Noi viviamo in condizioni normali, nella quotidianità, viviamo sempre, diciamo così, situazioni di stress, ma lo stress che si è generato, diciamo così, in questo periodo è uno stress imprevedibile, ed è proprio questa imprevedibilità che costituisce il nucleo, diciamo così, dell'insorgere di sintomi psicologici che poi portano, diciamo così, al trauma. E proprio perché di fronte ai fatti l'individuo si sente, diciamo, vulnerabile, improtetto, sì, indifeso, e quindi non è in grado, diciamo così, di far fronte in modo efficace a questa situazione. Quindi è proprio così, lo stress incontrollato è all'origine, diciamo così, delle situazioni traumatiche che si sono generate in questo
in questo periodo. Ecco, questo va a contribuire anche per quanto riguarda, non so, il fronte Novax o No Pass, le persone scese in piazza a protestare, ma lo avevamo visto anche in precedenza con tante categorie economiche che dopo i primi provvedimenti, insomma, ciascuno a suo modo, le palestre, i ristoranti avevano in qualche modo fatto sentire la propria voce, cioè allo stress, alla malinconia, diciamo, si aggiunge anche questo fattore rabbia che poi viene sfogato anche o sui social oppure direttamente nelle piazze. Ecco, quanto può essere pericoloso però questo insieme quando le persone cominciano a essere tante e tanto stufe? Diciamo che viviamo, diciamo, in un sistema democratico ed è giusto dare la possibilità come dire, di manifestare le proprie opinioni, però è chiaro che in questo caso ci troviamo di fronte a degli atteggiamenti che sono prevalentemente diciamo così, irrazionali, perché se noi confrontiamo i dati, no? Ho visto proprio ieri un confronto tra i dati di quest'anno nello stesso periodo di tempo, quindi settembre, ottobre, inizio novembre di quest'anno con quelli dell'anno scorso, sono molto evidenti gli effetti benefici del vaccino. È chiaro che è difficile contenere diciamo così, queste forme di manifestazione che poi si sono anche aggregate e che hanno portato alle manifestazioni che conosciamo sia in Regione ma comunque anche in altre città d'Italia. Però quello che ribadisco è che bisognerebbe insomma, cercare di avere uno sguardo un po' più obiettivo su come stanno andando le cose, che nonostante ci troviamo probabilmente di fronte, dovremo fronteggiare a breve un'altra chiusura e finiremo appunto probabilmente in zona gialla, però comunque bisogna anche far notare, secondo me questo è molto importante, che la vaccinazione ci ha permesso insomma, di affrontare questo autunno, che sappiamo essere il periodo critico insomma, per quel che riguarda lo svilupparsi della pandemia, in termini un po' più insomma, ecco, tranquilli, se vogliamo. Certo, la zona gialla potrebbe arrivare, lo dicevamo, è attesa la decisione per quanto riguarda anche la nostra regione venerdì, ma che cosa cambia se arriva la zona gialla, considerando anche il fatto che rispetto alla zona gialla precedente ci sono delle restrizioni un po' più attenuate anche proprio grazie al vaccino e al Green Pass. Vediamo allora in questo servizio quali sarebbero le novità con l'ingresso in zona gialla del Friuli Venezia Giulia. La zona gialla per il Friuli Venezia Giulia è ormai dietro l'angolo. Lo sforamento dei 3 parametri, casi, terapie intensive e ricoveri, farà mutare colore alla regione. Che cosa cambierà per popolazione e attività economiche? Rispetto alle regole precedenti, l'introduzione del Green Pass ha allentato le restrizioni, salvi gli spostamenti e nessuna autocertificazione da esibire, così come niente coprifuoco. Tuttavia, ecco la prima novità, la mascherina sarà obbligatoria anche all'aperto. L'altro cambiamento significativo riguarda bar e ristoranti, dove si potrà andare dalla colazione alla cena, ma con massimo 4 persone al tavolo, se non sono conviventi, e distanza di 1 metro. Il rischio è quello che i cenoni di Natale siano compromessi se la limitazione dovesse riguardare quel periodo. Soft le conseguenze per le altre realtà economiche che rimangono aperte, così come resta possibile andare al cinema o a teatro, ma si torna alla capienza al 50%, in palestra e in piscina. In zona gialla, negli stadi e negli impianti sportivi all'aperto, la capienza massima è al 50%, mentre al chiuso scende al 35%. Anche gli impianti sciistici restano funzionanti, ma con capienza dimezzata. Via libera a feste e matrimoni, ovviamente con Green Pass. A chiudere invece saranno le discoteche che dovranno abbassare le serrande. Nessun problema per gli studenti, tutti regolarmente a scuola, al netto di eventuali quarantene. Queste allora le possibili novità riguardo la zona gialla, l'abbiamo detto si deciderà venerdì, cerchiamo di capire qual è la situazione attuale nella nostra regione, lo facciamo con il dottor Massimo Crapis che è responsabile delle malattie infettive dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale. Buonasera dottor Crapis, grazie per essere con noi questa sera. Buonasera a tutti voi. E allora le chiedo subito qual è la situazione attuale in regione e questi parametri che cosa ci dicono, se per venerdì possiamo incrociare le dita o se la zona gialla è segnata, a suo parere. Diciamo che purtroppo l'incremento a cui stiamo assistendo di incidenza e conseguentemente anche di ricoveri non ci fa essere proprio ottimisti da questo punto di vista, perché sottolineiamo sempre che la limitante sostanzialmente è
la capacità del sistema sanitario di supportare, diciamo così, la necessità di ricovero. In questo momento si sta cercando con molta fatica, in realtà già a Trieste non si riesce a tenere, diciamo, aperto più servizi possibili senza dover chiudere, ma di per sé siamo arrivati, diciamo così, al limite. Quindi non sono ottimista, ecco, per la decisione di venerdì. E quindi, insomma, diciamo, dovremmo prendere queste conseguenze che arriveranno, le abbiamo viste nel servizio di prima, cambiano meno rispetto forse al passato, perché insomma ci sarà il ritorno per esempio alla mascherina all'aperto, più il limite della capienza in tante attività più culturali, diciamo, rispetto a quelle lavorative. Lo vedevamo anche dai grafici di prima, però bisogna dire che l'anno scorso di questo periodo i contagi erano gli stessi, però in ospedale vedevate delle cose molto diverse. Sì, assolutamente. Infatti è bene dare un attimo un quadro ben chiaro. Allora, diciamo che la situazione è nettamente migliore rispetto all'anno scorso, anche se sta peggiorando. È migliore proprio perché c'è una sproporzione nettamente aumentata tra quella che è l'incidenza e quella che è l'ospedalizzazione. Questo grazie assolutamente alla vaccinazione che da tutti i dati confermati di fatto da aprile all'analisi che arriva fino alla prima settimana di novembre, fa vedere che l'efficacia, diciamo così, della vaccinazione nel prevenire l'ospedalizzazione arriva al, diciamo, tra il 90 e il 95%. Quindi l'efficacia è buona. Ovviamente 90-95% non vuol dire 100, quindi una piccola quota di vaccinati ancora diciamo, necessita di ricovero, ma soprattutto tutta la parte dei non vaccinati. Quindi questa è una buona notizia e questa è una, diciamo così, una chiave di volta rispetto all'anno scorso. Parallelamente a questo però si unisce quello che dicevamo prima, cioè la volontà, visto che comunque ha costato tanto chiudere tutti i servizi alternativi al Covid a livello sanitario, ha costato ai pazienti con affetti da tumore, ai pazienti affetti da patologie chirurgiche che comunque dovevano essere diciamo, sottoposti a intervento, che sono stati rallentati, ma anche a pazienti che avevano un infarto, ictus, eccetera, perché diventava tutto molto più difficile. Quindi tendenzialmente cos'è cambiato? È cambiata adesso la capacità del sistema sanitario di riuscire a ricoverare. Per cui per riuscire a ricoverare diciamo una quota nettamente più bassa, quindi inferiore, di ricoveri, abbiamo dei numeri più limitati di possibile ospedalizzazione, perché si cerca di non attingere dal personale di altre strutture, perché il grosso problema è la criticità importante è che il personale e le risorse umane sono nettamente limitate. E ricordiamo anche che questo dipende dal fatto che ci sono dei sanitari che sono stati sospesi, infermieri, medici meno, ma operatori sociosanitari e infermieri in particolare, sospesi per non essere vaccinati, e quindi già c'è una carenza di per sé di personale. Questo sicuramente è aggravato. Sicuramente questo non ci voleva. Anche su questo però sottolineo che al momento si parla di percentuali veramente minime, quindi diciamo che visto che è una delle cose che viene adotta dagli antivaccinisti, il fatto che anche gli operatori sanitari non si vaccinano, in realtà però è bene sottolineare che al momento i sospesi variano tra lo 0,5 e lo 0,9% sia nella categoria dei medici che degli infermieri, quindi obiettivamente i numeri non sono alti. Certo che, come giustamente dice lei, nel momento in cui la coperta non è corta di più, dover avere a che fare anche con meno quello 0,5-0,8% riduce ulteriormente diciamo, la manovra, ecco, lo spazio di manovra. Ecco che quindi la limitante in questo momento è questo, ecco, quello che diciamo va a impattare. Grazie intanto al dottor Massimo Crapis, ci fermiamo per la pubblicità, poi ritorniamo a parlare con lui e con i nostri ospiti ancora di questo argomento, a tra poco. Di
nuovo in compagnia di Elettroshock, stiamo facendo i conti sulla zona gialla oramai imminente, ma anche quelli che sono i risvolti psicologici di tutto questo. Angelo D'Adamo, presidente di Federconsumatori della nostra regione, insomma, il fatto che siamo già con un piede in zona gialla, che cosa ci fa dire? Ci fa dire che aumenta la pesantezza nelle relazioni sociali. Noi constatiamo in ogni momento, in ogni relazione appunto, che il clima è pesante. Il clima è pesante negli ambiti amicali, quindi tra amicizie, negli ambiti parentali anche, perché ci sono ancora situazioni di paura nel non accettare il vaccino, ci sono ancora situazioni che non sono numeri piccolissimi, sono numeri rilevanti. E allora come se ne esce da questo lato? È chiaro che la strada è indicata, la strada sanitaria per affrontare questa grande battaglia che stiamo facendo è chiara ed è individuata. Il vaccino è il primo strumento utilizzabile, poi tutte quante le altre indicazioni che sono state date. Io credo che non bisogna mai perdere la pazienza, quella forza di comunicare, di insistere nella comunicazione fino in fondo, perché gran parte dei non vaccinati sono presi dalla paura del vaccino, perché oggi le informazioni, e qui c'è stata comunque una deficienza un po' nell'informazione, ma questo è partito all'inizio, è chiaro, c'era la pandemia, è stata una novità che ha preso un po' tutti, però oltre alle giustificazioni poi vanno recuperati tutti quegli elementi che inizialmente invece hanno procurato queste difficoltà. Ecco, quindi bisogna lavorare tanto ancora e con pazienza sulla comunicazione, sul convincimento, cercando di evitare sempre di più quelle fratture che oggi sono purtroppo molto evidenti nelle relazioni in generale. Ecco, quindi bisogna assolutamente evitare, perché il recupero, certo, nel breve tempo sarà difficile recuperare comunque quei danni che in questa frattura si verificano, però è l'unica strada su cui bisogna che lavoriamo, perché la ricomposizione di una solidarietà e di un tessuto sociale che si comprende, che ragiona, che comunica senza rotture gravi è una necessità a cui non possiamo assolutamente rinunciare. Professor Agostini, lei è professore ordinario di psicologia generale all'Università di Trieste e quindi si confronta anche tutti i giorni con quelli che sono i giovani, lo sentivamo prima anche da Bagatin. Che tipo di studenti si è trovato, magari quelli del primo anno che escono dagli ultimi anni delle superiori, che sono stati così dimezzati tra didattica a distanza, impossibilità di relazioni sociali, ecco, che giovani vede a scuola? Ma allora io tra l'altro insegno anche un corso proprio adesso, nel primo semestre, il corso di storia della psicologia, e quindi ho avuto modo di incontrare gli studenti del primo anno fin da subito, e devo dire che sono studenti molto, molto attenti, molto disciplinati, che rispettano le regole, ma che però così traspare sempre un fondo di tristezza, no? Perché sostanzialmente da 2 anni non possono avere una vita sociale così come è successo per le generazioni precedenti, e questo li penalizza tantissimo. Cioè, facciamo ancora ovviamente lezione con le mascherine, e già questo, no? Da un punto di vista della comunicazione è un limite importante, necessario, però è pur sempre un limite. Quindi il fatto di non riuscire a vedere direttamente, no? di vedersi direttamente in volto, di non vedere direttamente me che ovviamente faccio lezione con la mascherina, questo è una piccola cosa, ma che comunque poi ha un significato importante, no? nelle relazioni. È sempre meglio la mascherina che, come per esempio l'anno scorso, quando le lezioni le abbiamo fatte tutte prevalentemente con la didattica, no? da distanza, dove ci si vedeva attraverso un computer. Certo, visto che abbiamo anche il collegamento al dottor Crappi, se dobbiamo tenere in conto, mi pare ci sono degli studi a riguardo sul fatto di quello che è lo stress sul fronte degli operatori sanitari. Lì avete degli studi alla mano, no? Agostini. Allora, sì, perché ho avuto modo, assieme a una collega di medicina del lavoro dell'Università di Trieste, di seguire
di seguire un tesista che ha proprio fatto, cioè come dire, abbiamo predisposto dei test di questionari online che sono stati somministrati agli operatori sanitari di 2 ospedali di Trieste, il Maggiore Catinara, tenendo conto, diciamo, come variabile della tipologia del reparto, reparti Covid o no Covid, e quello che abbiamo ottenuto, diciamo che il campione non era grandissimo, che comunque insomma abbiamo potuto fare delle analisi statistiche, e quello che abbiamo osservato è che i dati sono sostanzialmente in linea con dati di altre ricerche, con una percentuale alta di depressione, se non ricordo male il 33%, ma c'era anche il disordine da stress post-traumatico con il 27% e poi i problemi di ansia. Quindi questo ovviamente segnala una situazione di disagio forte da parte degli operatori sociosanitari che operano all'interno delle strutture. Disagio post-traumatico che, lo ricordiamo, ci fa venire in mente i reduci del Vietnam, tanto per fare un esempio, rientravano da una guerra, sicuramente avevano visto delle scene molto forti, però dottor Cravi, sicuramente voi in corsia non aveste visto delle scene meno cruente, ma sicuramente molto forti dal punto di vista anche emozionale, veder morire delle persone che non possono dare l'ultimo saluto a un figlio, al marito, alla moglie, spostate, morte, insomma, per lasciar posto a chi lo doveva prendere. Ecco, anche voi state affrontando una guerra e anche voi siete sotto stress continuamente. Decisamente, l'impatto emotivo di per sé della pandemia da un punto di vista clinico, proprio per come dicevamo prima, il fatto effettivamente di persone che muoiono da sole, persone che muoiono anche in una forma brutta che è quella della mancanza di respiro, quindi questo associato al fatto che si lavora in condizioni anche dal punto di vista, diciamo così, ambientale, visto che si è tutti, come si suol dire, bardati, quindi più difficile in termini anche di fatica, con tutta la bardatura. Come si diceva prima, anche giusto il fatto sociale di non potersi vedere in faccia con la mascherina, figuratevi con un paziente, non riuscire, per il paziente, non vedere in faccia il medico, l'infermiere, l'OS, ma anche per noi non riuscire a vedere il paziente. Questo limita fortemente diciamo, anche proprio l'alleanza terapeutica che si può venire a instaurare. E considerate che tutto questo, anche quelle percentuali probabilmente sottostimate, o meglio, sono percentuali sulla totalità, diciamo così, del campione che loro hanno analizzato, ma considerate che chi lavora in Covid di fatto ovviamente ha diciamo molta più probabilità di avere questa diciamo di avere queste problematiche, a patto poi che le sappia riconoscere su se stesso, perché ci sono anche appunto dei segni indiretti da questo punto di vista, per esempio l'insonnia, l'inappetenza, eccetera, eccetera, e questa è la grande criticità di questo momento, perché queste sono le condizioni iniziali con cui gli operatori sanitari e noi operatori sanitari stiamo iniziando questa nuova ondata e questo nuovo inverno, questo nuovo autunno-inverno, in cui probabilmente non ci sarà solo il Covid, ci sarà anche l'influenza, quindi vediamo, diciamo così, all'orizzonte delle nubi nere e la condizione di partenza sono queste di un'estrema fatica psicologica, abbiamo detto, ma in realtà è una fatica anche fisica, perché in realtà pochissimi sono riusciti a fare il numero, diciamo, di ferie, di giorni di ferie che sarebbero stati da fare, perché purtroppo, come sappiamo, già da agosto abbiamo dovuto riaprire i reparti e questo un po' non ce lo saremmo aspettati e questo ha ovviamente infranto i piani anche di ferie. E quindi la situazione, diciamo così, nonostante i numeri, ritorno a quello che dicevamo prima, nonostante i numeri siano meglio, grazie alla vaccinazione assolutamente, le condizioni di partenza in relativo sono nettamente peggiori. Allora io adesso vi faccio sentire cosa ci ha detto proprio oggi l'assessore Sergio Emidio Bini, assessore regionale alle attività produttive, proprio riguardo all'arrivo della zona gialla e anche sul fronte poi di vaccinati sì, vaccinati no, eventuali provvedimenti che si dovranno prendere in futuro. Vediamo. In questi giorni però la nostra regione rischia di ritornare in zona gialla e quindi c'è preoccupazione per quanto riguarda il settore ristorazione ma anche spettacolo, perché le capienze dei teatri verranno ridotte. E questa non è una buona notizia.
E purtroppo questa è la conseguenza di comportamenti incoscienti tenuti da più di qualche persona, questa è la conseguenza della mancata vaccinazione di una percentuale ancora importante di popolazione nel nostro paese, seppur più alta rispetto ad altri paesi d'Europa, si badi bene. Certo, le restrizioni non fanno bene alle imprese, le restrizioni non fanno bene agli imprenditori, ai cittadini. Quello che io mi sono permesso di dire, guardate, ci sono dei modelli che a mio avviso stanno premiando chi si è vaccinato a discapito di chi, come dire, ha seguito degli stregoni, dei guru che non basano le proprie conoscenze sulla scienza, sulla ricerca, ma probabilmente sui social, differenziando chi si è vaccinato e chi non si è vaccinato. Quello è un modello che a mio avviso potrebbe essere applicato anche da noi, però la scelta è chiaro che deve essere fatta dal governo centrale. Troverei scorretto nei confronti di chi ha creduto nella scienza, nella ricerca e soprattutto chi ha creduto nel bene collettivo. Ecco, l'assessore Bini di fatto mette l'accento su quello che è un po' il lockdown all'austriaca, come si sta dicendo in questi giorni, e cioè i non vaccinati devono rimanere a casa se non per andare a fare la spesa o andare al lavoro. Questo sta succedendo nella vicina Austria. Secondo lei, dottor Krapis, potrà essere una soluzione che si dovrà affrontare anche nel nostro paese prima o poi, o è eccessivamente forte? Allora, è sicuramente forte ed è una decisione di tipo esclusivamente politico, quindi ovviamente non sta a me, assolutamente non compete entrare, diciamo così, in questo merito. Io posso solo dire, posso limitarmi a dire che dal punto di vista scientifico c'è un razionale, perché come abbiamo detto la protezione della vaccinazione è del 90-95% nei confronti della forma grave, quindi vuol dire che se anche un vaccinato si ammala ha molto più bassa la probabilità di finire ricoverato, quindi se lo vogliamo vedere in un'ottica diciamo così anglosassone, non sovraccarica il sistema sanitario perché non deve essere ricoverato. Due, la protezione nei confronti dell'infezione è vero che è più bassa perché si aggira attorno al 70%, diciamo così, con i dati da variante Delta, che è quella che ovviamente impera in questo momento, però intanto il 70% è molto più basso rispetto, scusate, molto più alto rispetto allo zero. Seconda cosa, ripeto, la possibilità poi che quel 30% che in realtà si va a ammalare possa poi sovraccaricare il sistema sanitario è più basso, quindi è un discorso statistico che effettivamente diciamo, la popolazione vaccinata incide meno su quelle che sono le problematiche di sovraccarico a livello sanitario. Questo dal punto di vista scientifico. Poi ripeto, tutto il resto sono decisioni politiche sulle quali per diciamo, correttezza certo. Ovviamente non mi addentro. Staremo a vedere insomma quelle che verranno prese sia a livello nazionale che eventualmente anche a livello regionale. Ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria, poi ritorniamo a parlare con i nostri ospiti a tra poco. Ultima parte di Elettroshock, parliamo di Covid, parliamo di zona gialla, di ripercussioni psicologiche. È in corso, lo chiedo al professor Agostini che se ne sta occupando, il Festival della Psicologia proprio a Gorizia, che si concluderà il venerdì con un incontro dal titolo Felicità basta la salute, che un po' rientra, insomma ci fa capire anche, rivalutare l'importanza della salute, ecco, anche psicologica. Sì, no, allora l'ultimo evento sarà a Cormons. Appunto il titolo di questo evento è Felicità basta la salute, si intende ovviamente, è un po' provocatorio, si intende salute fisica, ci sarà una relatrice esperta diciamo così su questi temi, la professoressa Marta Bassi dell'Università di Milano, appunto terrà una relazione su questo tema. Io invito, lascio un po' aperta questa la curiosità, invito sì. A chi ha la possibilità di partecipare a questo evento, perché come dire, le ricerche che sono ormai come dire, vengono condotte da diversi anni hanno dimostrato sì che la salute fisica è importante, ma se non c'è la salute psicologica
non è sufficiente, quindi questo è sicuramente un tema molto interessante proposto da Psicoattività all'interno del Festival della Psicologia, che è arrivato alla seconda edizione e che ha il titolo Dalle credenze alle scienze psicologiche. A proposito di credenze, quanto influiscono le credenze / fake news, del quali i social naturalmente molto si alimentano, nel timore per esempio del vaccino? Cioè, quanto è importante a livello psicologico continuare a leggere di qualcuno che ti manda un messaggio, ti bombarda quotidianamente con attenzione, c'è un pericolo, c'è un pericolo, c'è un pericolo. Ma allora, diciamo che le persone che hanno un atteggiamento, allora i Novax si differenziano tantissimo tra di loro, per cui i motivi per cui hanno fatto questa scelta, le motivazioni sono molto diverse. È chiaro che persone che magari sono ancora incerte perché non hanno avuto modo di analizzare in modo approfondito la questione, nel momento in cui vengono bombardate da informazioni dove si dice in modo del tutto, come dicevo prima, irrazionale e non basato su evidenze scientifiche, che il vaccino fa male, questo li orienta. Riprendo anche però un tema trattato prima dal vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi sull'informazione. Secondo me sarebbe molto importante stare attenti su come si comunicano le informazioni scientifiche, che devono essere date in maniera chiara, univoca, senza ambiguità. È chiaro che quando ci si trova in una situazione di emergenza, posso immaginare, insomma, sia la politica che il sistema sanitario si è trovata a dover trattare di una questione di portata mondiale che non era mai stata affrontata in precedenza, e quindi però adesso, secondo me, a 2 anni dall'inizio di questa pandemia, bisognerebbe prestare un po' di attenzione sulla comunicazione, su come viene fatta la comunicazione. Abbiamo usato termini quali ansia, preoccupazione, che sicuramente sono 2 termini che stanno nelle teste in questo momento dei ristoratori, che insomma si stanno apprestando al periodo così natalizio, che vede cene aziendali, cene naturalmente di famiglia a Natale, che con la zona gialla entrerebbe in crisi perché, come abbiamo ricordato anche nel corso del servizio precedente, insomma al massimo 4 persone al tavolo, se non conviventi. Allora noi siamo andati con Alexis Sabot a sentire un po' dei ristoratori a Udine per sentire qual è insomma il loro umore in questo momento. Siamo a Udine Centro, Trattoria Antica Maddalena, con Rosi che è la titolare, insomma tanti lavori per l'esterno, ma siamo in procinto di possibile zona gialla. I ristoratori sono a rischio, qual è la situazione? Allora, noi stiamo mettendo via la parte estiva. Il problema è che siamo demoralizzati molto perché abbiamo tutte le cene impostate, non solo tavoli da 4 ma anche di più, come è normale in questo periodo. E purtroppo si profila all'orizzonte l'ipotesi della zona gialla, credo sia abbastanza concreta come possibilità, e noi siamo veramente incavolati perché abbiamo dato, speso, aspettato, formato, sanificato, pulito, ci siamo impegnati in tutte le maniere e questo è il risultato. Io adesso non voglio entrare in polemica con nessuno, a mio avviso il Green Pass va dato a chi ha fatto il vaccino o è guarito da 6 mesi, da meno di 6 mesi. Il resto io sono quasi sicura, sono abbastanza convinta che questo avrebbe fatto sì che i contagi non fossero così diffusi. Non voglio dare la colpa a nessuno perché ognuno ha la sua opinione ed è giusto manifestarla, io manifesto la mia e dico che il vaccino ci ha protetti finora e speriamo che si vaccini sempre più gente. Ma voi state pensando a riorganizzare anche il vostro ristorante proprio per tenere solo tavoli da 4? Noi dobbiamo fare così perché non ci sono soluzioni. Allora, se io ho delle prenotazioni, ho dei tavoli da 10, 12, vabbè, i multipli di 4 li tieni staccati di 1 metro, ma quando hai gruppi interi, come succede adesso, le aziende l'anno scorso non hanno potuto fare le cene e quest'anno immagino che volessero festeggiare con i loro dipendenti, con i clienti, con i collaboratori. Purtroppo cosa succede? Succede che 4 per tavolo e sono sicura che molti rinunceranno. Abbiamo raggiunto il ristorante Prosciutteria Dall'Ava con Luciano, che è il titolare, proprio per capire
quella che è la situazione in vista della zona gialla. Voi comunque avete già dei tavoli a 4 e avete la zona esterna, diciamo, quindi siete già tra virgolette più tranquilli da queste disposizioni. Però, non so, cene aziendali o comunque lauree magari con tavolate maggiori non sono consentite. Esattamente, cene aziendali le possiamo dimenticare con la zona gialla. Noi abbiamo da sempre, cerchiamo di evitare appunto assembramenti e tutto quello che può creare appunto disagi per questo Covid, siamo fiduciosi di non andare almeno in zona arancione. Ecco. E comunque voi eventualmente, nella peggiore delle ipotesi, so che lavorate anche per Asporto, o lavoravate per Asporto. Speriamo di non lavorare, cioè per voi che non lavorate in questi termini, però bisogna anche pensare al peggio. Esattamente, noi siamo sempre stati aperti anche durante lo scorso anno con zona rossa arancione, solo che i fatturati sono praticamente decimati rispetto a quelli attuali. Siete penalizzato come settore della ristorazione? Beh, sicuramente il settore della ristorazione, come tutti i settori tipo palestre, impianti sciistici e quant'altro, sono fortemente penalizzati, a discapito diciamo, tanti altri settori per esempio sono meno penalizzati. Questo praticamente è una cosa che è anche da comprendere, da approfondire, perché effettivamente se uno mantiene le distanze, usa praticamente gli inframezzi in plexiga tra i tavoli, usa le distanze, non vedo perché uno non possa continuare a lavorare mantenendo le disposizioni. E questo purtroppo, altra contraddizione è che prima, in un primo lockdown, si poteva consumare seduti e non in piedi. Dopo il secondo lockdown si poteva consumare in piedi e non seduti. E adesso sono tante queste incomprensioni che praticamente non riesco a decifrare. E sul tema ristori? Sul tema ristori mettiamo un velo pietoso, perché con quello che ci hanno dato praticamente non la bolletta della luce ma neanche quella del gas, che di solito è inferiore, non si riesce a pagare. E questo purtroppo la situazione con la quale devono fare i conti i ristoratori. Rapidamente a tutti e tre, perché siamo in chiusura. Intanto da Adamo, naturalmente è un male anche per l'economia, soprattutto in questo periodo, ritornare in zona gialla. È chiaro che rientrare in zona gialla, e speriamo di fermarci al colore giallo, sarà una mazzata per una ripresa che era in tutta evidenza in corso e che quindi andava bene. Però io gradirei accennare ancora un attimo su un aspetto non tanto economico ma più psicologico, ed è questo: noi tutti abbiamo rilevato l'esistenza di uno stress forte e diffuso dovunque. Lo stress non è malattia. Lo stress può portare alla malattia se non affrontato adeguatamente, quindi qua rientro al progetto che noi stiamo seguendo. Sarà necessario, e noi qui abbiamo riscontrato ancora qualche difficoltà ancora di costruire una rete dove ci sono le associazioni, c'è l'ordine degli psicologi, ci sono tutti i soggetti che devono intervenire per far sì che si lavori sullo stress, perché se no la cosa è grave. Noi abbiamo riscontrato ancora difficoltà. La nostra psicologa in questo periodo, da aprile-ottobre, l'hanno contattato una cinquantina di persone, di ogni tipo di età, con i problemi che sono stati già accennati finora. E noi abbiamo avuto e abbiamo ancora difficoltà di far prendere in carico i servizi queste persone, perché questo è il nostro compito ora, dal nostro osservatorio. Siamo un punto di raccolta di argomenti e quindi di problematiche, e poi noi non possiamo sostituirci alle strutture che sono preposte. Su questo aspetto, ecco, sul lavoro per la psiche, c'è ancora, secondo noi, molto da fare, e quindi sarà necessario raccordare un po' tutti i soggetti che entrano in questa dinamica. Allora, grazie, chiedo a Tiziano Agostini una pillola di speranza, come dire, visto che insomma il periodo forse non è dei migliori, però insomma come si può anche invertire un certo meccanismo nella nostra testa, ecco, pensare che forse insomma dopo la pioggia arriva il sole, però lo stiamo aspettando anche da 2 anni. Comunque insomma siamo già, rispetto a come eravamo 2 anni fa, siamo già messi, come dicevo prima, insomma siamo messi meglio, come è stato anche sottolineato prima dal collega medico, e quindi insomma
è già confortante che il vaccino abbia fatto il suo effetto. Io vorrei semplicemente dire che incoraggiare tutti quelli che sono indecisi di vaccinarsi, e poi chiedo anche a chi avesse il piacere di partecipare all'evento sulla felicità venerdì sera a Cormons alle ore 18, quindi questo, insomma, vaccinate. Ha fatto bene a ricordarlo, insomma, il Festival della Psicologia messo in piedi dall'Associazione di Palmanova Psicoattività. Esatto. Grazie, chiudiamo con il dottor Crappis. Insomma, intanto bisogna dire che in altri tempi, un anno fa, saremmo stati in zona arancione, adesso se non rossa probabilmente, quindi già questo funziona. Ci fermeremo alla zona gialla, però, o vede che è un trend, tra virgolette, inarrestabile con le complicanze dell'influenza che diceva lei prima poi? Allora, è una domanda molto difficile. Direi che la variabile di quest'anno di differenza rispetto all'anno scorso, che è le scuole aperte, sulle quali io sono assolutamente favorevole, quindi lungi da me dire che non si dovessero aprire, però sicuramente la scuola sappiamo che è una una fucina di circolazione di virus. Quindi questo potrebbe essere un fattore limitante che non ci fa stare del tutto tranquilli sulla possibilità di arrivare in zona arancione. Diciamo che però, come dicevamo prima, noi dobbiamo tenere presente che la vaccinazione sta funzionando, e questa è una notizia assolutamente positiva, e questo lo dico anche in funzione del fatto che a breve, verosimilmente già da dicembre, si potrà cominciare a vaccinare anche la popolazione pediatrica tra i 5 e i 12 anni, e diventa anche quella un'arma molto importante per andare a corroborare ulteriormente la protezione della popolazione e finalmente poi uscirne, credo, diciamo così, se tutto va bene, se tutto va come deve andare, per la primavera del prossimo anno. Per cui ovviamente in questo periodo la cosa fondamentale è che tutti abbiamo dei comportamenti responsabili, che vuol dire che nel momento in cui abbiamo sintomi di raffreddamento, raffreddore o influenza, eccetera, oltre a farci l'eventuale tampone per escludere il Covid, dobbiamo però sapere di avere dei comportamenti sociali molto più limitati, meglio se si riesce a stare a casa ovviamente, ma se non si riesce però mascherina e lavaggio delle mani devono essere assolutamente molto rigorosi, molto più rigorosi che se noi questi sintomi non ce li avessimo. Grazie mille allora al dottor Massimo Crappis, grazie anche ad Angelo D'Adamo, presidente di Federconsumatorial del Friuli Venezia Giulia, a Tiziano Agostini, professore di psicologia generale dell'Università di Trieste, per essere stati con noi. Incrociamo le dita, cerchiamo ognuno di fare la propria parte per cercare, se possibile, di scongiurare questa zona gialla, ma abbiamo sentito che il pericolo potrebbe essere anche un colore differente. Grazie anche a Fabio Di Bernardo e Simone Caramaschi in regia. Finisce qui questa puntata di Elettroshock, l'appuntamento è per mercoledì prossimo. Grazie per essere stati con noi, buona serata.